una dei santas prus effigiatas dei giovunus grecus. Santa Rega è la patrona dei giovunus, poi sus ingresus dei pipius. Angela Osanna est uno des plus connotus amantiosus de s'istoria de Cimesa. Obriere in su 2013, po annos est steto in s'assozio de Santa Rega. E oi sa da contare de s'esperienza sua e de scopertas che ha fatto studiando la storia de sa santa. Quando nasce questa festa Santa Rega? Questa non è una domanda facile, poi sa festa Santa Rega nasce spontaneamente dalla popolazione. Dopo un certo periodo sa festa documentazione storica non da pagatau, ma dopo su 1500 su 1550 sa festa cominciava a tenere importanza. Poi ti può dare i titoli a certe chiese e in questo periodo che ci viene giudicato, donando i titoli, poi questa festa si fa ogni anno. Se non si fa ogni anno, non ti concedi niente, neanche il beneficio di ordinare che questa festa è Santa Rega si deve fare. Come te nasce non ti riuscirai, però secondo me nasce in maniera spontanea della popolazione. Fino al 1413 ci vede un monastero de Suoras. E questo monastero fu protetto inizialmente dei giudici, quindi giudicavano proteggendo questo monastero. Addirittura sa madre badessa teneva rapporto diretto con il re di Spagna, prima Catalogna, poi Spagna. E tenendo rapporto diretto se essa si va fino a proteggere, poi ci via Carros, che non fia tanti bonicelli, secondo isso, se una zona via sa sua, non ci potesse influenza dei fatti di altre gente. Non tenava che in des politico moderno si assimila, ma immagina il sito che ne è. Ecco. E comunque Carros fu uno che si vede in padroni del possedimento del monastero di Santa Rega. Santa Rega tenia i possedimenti in sa zona di Assemmi, tra Assemini, Utta e Sumari, e poi lo tenia in Trecenta. In Trecenta, tutta zona di influenza pisana. Poi dopo la battaglia del Lutto Cisterna, hanno fatto disaccordi tra essi. 1324, esattamente. E il suo monastero comunque continua ad andare in antisi, però attenzione, questa storia si narra pure che questo monastero non si narra il monastero di Santa Rega, ma di San Giorgio. San Giorgio fu il protettore dei spagnoli. E poi dopo, su 1355 mi pare, c'è stata una denominazione, monastero di Santa Rega, scritto mali, greca, gregua, eccetera. E sa badessa fu in ottimi rapporti, in buon rapporto con suo re di Spagna, prima Catalogna, poi diventava Spagna, poi le vicissitudini politiche sono cambiate quelle cose. Poi Santa Rega, come antes io, i suoras, fianta pizza bravas, poi il possedimento sono sfariente fruttai,
tenete me da gente che traballata voi issa, e c'è inviato uno in decimo puro, più che decimo ci picchia adesso decimo puzzo. E si narrata, saporata de Santi Roci, i Roci in sardo poi nai Giorgio. E questo Santi Roci, Santo Giorgio, fu me influente a canto pardi, sul monastero puro, si narra il monastero di San Giorgio, e non di Santa Rega. Poi si narra scelti di Santa Rega. Però sul 1413 è accabato tutto. Poi però sa vesta, di piede ancora cominciai e benni, sa vera vesta di Santa Rega. Sa vesta di Santa Rega che è stettia, questa è una motivazione mia personale pure, e vegna esclusivamente dessa vede dessa gente, non è una vesta. Allora, in Santos, in Sardegna tenevo due feste in Campidano, medi importanti, Campidano e Sulcis. Sa vesta di Sant'Efisi e sa vesta di Sant'Antioco. Sa vesta di Sant'Efisi è una promessa. Non è una vesta fatta di è una promessa che è fatta 6 anni dopo che finì questa pestilenza. Sa vesta di Sant'Efisio. Sa vesta di Sant'Antioco da veniente de meda, de medesima, poi ti giudici e giudici ci credienta e aggiudanta sa gente. Tanti che sa curatoria de Sant'Antioco arriva fin a Silicua. Pensai quanto fiammanna questa sa curatoria de decimo via Pitica, però deve essere ricca meda, voi ti fate sconto su economicamente, e iniziando su li diranno a Roghetti e donanta quanto che non tenia ne manco. E questa via non sa storia, ma sa considerazione che niente dei scuratorie. Santa Rega, questa festa di Santa Rega si può dire che è cominciata dopo sul 1355, quando cominciavo a tornare a porre a posto questa gresia, cattavo una lastra, storicamente non si sia da preciso, sa che c'è è una coppia. E sa che ci rientra spostati in duanta gresia. Non specificavo che l'iglesia avessi, e non specificavo neanche quale motivo questa l'altra è stata spostata. Chi era di San Martino di Santa Rega, che tenia sedati, poco più di 20 anni. E questa picciocchetta, di adesso aveva meda forti, quando vede cosa sua, si vi ha fatta martirizzare. E qualcuno ha detto, no, ma Santa Rega non è stata venerata. E i cardinali, che non fu cardinali via d'arcivescovo, gli hanno i martiri, fu già i santos. Quindi non c'è bisogno di vai nuda, diventa direttamente i santos. La festa di Santa Rega è stata sempre andando, aumentando. Sa gente di San Campidano, ma meda, finza di Susulcis, Solissanese, e gente vinza dessa zona, di su Nuorese, non Nuorese proprio centrali, ma tipo Macomer, questa zona, già veniente a festa Santa Rega, veniente ad ogni anno. Da quando cominciava, si vai da quando cominciava ad ogni anno, non è facile ad uscire. Poi la documentazione, Deo non dà pagato. Applicava giù puro e qualcuno ma che a forse si ci punti. Io toccai a fare su un anno italiano, il topo di biblioteca. Poi riesce a cattare qualcosa. Deo qualcuno che mi può aiutare, lo conosco. Un po' di tempo se lo tengo pure. Su fatto che sono fisici comuni, non resisti come te resistia prima, Deo non sei preso piccioccheddo. Tengo 82 anni, quindi... Però a fare queste cose mi è sempre piaciuto, non è dei mughi a cominciare. A poi lasciavo stare quando si è amavadiata la moglie mia, e poi
ha dentro intervento Deo a Saorta, eccetera, insomma, sono 10 anni che non ho toccato nulla. Sto tornando a cominciare in questo periodo, ma tutto questo traballo che tenemmo, Deo si andava a mi controllare e si posso garantire che è un bello traballo, che è un bello traballo. No, non scetti, prodotto decimo, non scetti la vostra festa Santa Rega, tutto, finza a Sacquedotto, Ponte Romano, insomma, tutto successo in decimo, un pochino da spulciavo. E che anche così mi dà ricordo pure. Dunque, se che con Santa Rega, Sì, se su 600, 700, se sono ribasso, no? Questa festa è sempre per un anno, sempre per una notte, a ribasso su 700. E te succede su 700? Su 1777. Qui sanno che hanno inaugurato questa gresia che c'è attualmente. Poi da prima ci vedo la gresia. Però via pitticca, via talmente pitticca che non arrivava manco a Sadumba di Santa Rega. Si fermava proprio in questi confini, quando dovevamo Sadumba. Sadumba è stata scoperta a Vorasa. E sa reliquia tocca di questionare in meda, poi da noi è facile, ma le cose sono fonti precise. Poi quando a domagia di Antanao, questa è la reliquia di Santa Rega, però questo è un osso maschile, domagia non c'è credo, domagia tenia due caratteri un pochino particolari, non era questo, di ognuno, caratteri particolari e caratteri. E sicché di Antanao, isso e Anao, non gli fai nulla. Ci dovevo senza cascetta Santa Rega, poi te li ho sagattato un pari con i sossi su Santa Rega. Fate poche due santi, insomma. C'è stata l'inaugurazione di questa gresia, e questa gresia è andata sempre più migliorando, sempre più bella. Questa gresia di Santa Rega tiene tre cose, meda bella. In parrocchia pure c'è di punti bellissimi. Questa di Santa Rega è Saltari Maggiori, che è fatta da, non mi ricordo il suo nome, comunque Saltari Maggiori e i due Scappellas, e lo sarei dovuto scrivere il nome, non mi ricordo il nome dell'architetto, e comunque via uno che veniva dalla Valle di Intelvi, ecco Giovanni Battista Franco, che ha fatto vincere i due altaresi del Sacro Coro e del Sant'Efisi. Poi saltare che doveva a Pavasa dessa decca a un di ponte a Santa, esti dedicato a Sant'Efisi. Sant'Efisi meda Dante considerato suo patrono della Sardegna, no? Suo patrono della Sardegna è Sant'Antioco. E sa patrona è Nostra Signora Bonaria. In cui pure c'è da essere discutti storicamente, ma non lo vai mai. I dati non corrispondono. Perché i dati non corrispondono. Comunque questa festa Santa Rega, dopo il 1777, è andata sempre più diventando manna, sempre più importanti, e fa niente a vincere su Vogadoni, per questa festa Santa Rega. Poi anticamente, fiat usanza per tutti i martiri, su mesi prima di questa festa, de vai su Vogadoni. Santo Giovanni, eccetera, cioè, fa niente fogadoni. Fa niente fogadoni, e spiccioccosu, andando a portare Sallinna, soprattutto andando a portare Sallinna dopo che hanno budato i Mattasa e dopo che hanno budato i Bingias. E fa niente gusto e preparanta su Vaisava. Su Vaisava che fa niente una festa proprio e fa niente in barraccasa, quindi la gente si spassia proprio a di, arrivanta specialmente questo dei susulcis e questo dei bides accanto, ponendo tutti i scarrettoni in Piazza Santa Rega, lo sponiente in un certo modo, con due coperte praticamente entra già fatto sul luogo dove podiente dormire, papai, e avere tranquillo. Questa via sa una festa bellissima, tanti chi un certo Costa, Sasareso, e ha scritto un libro
ella da tenta aiuto del fotografo americano, si narra Clifton Adams, che ha fatto una serie di fotografie della festa che naranta Festival di Santarega. Sì. E c'è un numero speciale di National Geographic dedicato a Sardegna e ci punti tutte fotografie della festa di Santarega. Tu dai, sei Sì, lo tengo. a posto di tuo castello. Lo tengo, poi te lo faccio vedere. No, ascolta, se da gatto tu mi hai da questa casella mail e ti lo manda domo. Direttamente, che è meglio su mio e ti è fatto meglio. Su mio è fotocopiato. Però, chi mi dà donato, c'è che a me queste cose mi piacciono ma se mi ricordo se non mi vince adesso fotografo. E la prima vestita del suo servizio via da stati a New York. Quindi non è che avessi di banco fatta, poi Costa su Sassareso ci tenia particolarmente, ho prodotto su Sardegna e in Sandoso. E fotografie a colori tento un particolare, funti tutto sono ritoccate a mano. Questa è una fotografia, mi da si posta a noi perché mi piace a me. Ma da Santarega? Sì, da Santarega, questa è ritoccata a mano, poi ti ben niente vestito in costumi, soprattutto questo. Sì, poi ti faccio bisatra puro. Se vai a bravo e mi prometti che ti do l'asso su questa rivista, ci faccio fotocopia e poi mi do d'orza, se non casa mi vendi con questa tesi delle mogli tue. Presa a cambio. Comunque, questa festa è crescente, essendo sempre più romana. È crescente, diventando sempre più romana. Quando via romana, poi te ci diventa... Allora, quando Deus veniva a vivere nel 1951, questa festa ci viaggiai naturalmente, e toccata a dire come ti via tutto un prazzo a Santarega, questa prazza che muoia la stricata, cosa via questa festa? Dove capienta 3 circusi, il muro della morte, che va diventare i giri in bicicletta e in motocicletta, veramente, Castiai ci diventa certe cose, fia prende turnonaio, prende geraio, e su domenica merì tocca da camminare in apnea, non toccaste spese in terra, ti può tanto via. Sa volla, come ti si sposta la gente, ti devi spostare tu. Ma se su cristiani di questa festa di Capodanno o di questa festa di maggio? No, di settembre. Sa festa maggio Capodanno, giusto? Settembre Capodanno, in sardo. E sa festa maggio, prima fia pure importanti di gusta, me da puro. Quali vienti motivi? Arribanta tutti i scabesusesos, dopo che viene a Sierro, e poi tanto tutti i manufatti. Poi messai, poi vai su gas, e fia tutto fatto, su che si poteva fare, in linna. Fia già tutto fatto in linna. E quindi sa gente veniva, durata 2 gita, sa festa. Durata 2 gita, via 2 festa meravigliosa. Che ci vedono una fiera. Sì. Ci vedo a Viera, esatto, veramente importante. A volte se non ti arrivano tutte queste cose. A proposito dei boisi, ma se ricordavo gli animali, sì. Possa vesta a Santarega, del regalante me animali, sì. De ogni tipo e de ogni razza, ci via d'uno. E di gusto sei sicuro, poi da Puligio, in Castello, che è allevato a San Gioneddu, e quando l'ho portato a Santarega, via perfetto, via tutto pettinato, infiocchettato, e dove dia da ogni anno. I pescatori della Sagresa di Sant'Uberto de Castello, Sagresa che è in Viale Trieste, venivano a decimo e via da usare il suo termine diritto. Isso dei pianta votai sa reliquia dessa santa.
poi niente ha fatto la promessa, Santa Rega via meda venerata, tanti che in cattedrali c'è un loculo, non una tomba, un loculo che è riservato a essa e dove è parte della reliquia di Santa Rega. Poi i castellai tento ad Attica, tutto festa bellicetta di da spieganta. Di da spieganta tanti casi andante piccati. Non riuscivo, casomai mi giusecas. Tante cose andante piccati, vince, dei manufatti importanti storicamente e artisticamente. Poi da sopra di davamo Monsignor Mani. Non fia su caso, fia meglio che avesse avarrato su noi. Si banda a sa chiesa di San Saturnino e bisi andro iesti non si narra pulpito, se epistola a un di su predi ligidi su Vangelo, tu controlla tutte le punte 3 formellas, cussa pontificatas del decimo, con su bene placido del suo predi nostro. Non ragattamo giusto, non abbiamo mai ragattato giusto. Deo, non sei proprio campanilista, ma voi due. Ma c'è la gente, cioè, i castellari sono venuti sempre bene se non invece. Sì, 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 sì. Da sempre. E in plus c'è questa teoria che Santa Greca, o meglio, questa famiglia, fia castellaia. E in Santo su Deo ti posso nai su sciu, notizie storiche, notizie ecclesiastiche, da se domandavo su preti, poi Deo de gusto no, su sciu che Santa Rega, fia di origine greca, tramite sa famiglia, E essa è stata allevata bene, vi ha dato una bella famiglia, una famiglia distinta. E Santa Rega praticamente è stata allevata in religione cristiana, non cattolica che è un'altra cosa. E teoinai cristiana, essa via greca. E su i greco teniente un rito diverso del nostro. I greco sono stati i primi creatori della religione cattolica, della religione cristiana, finché da prima, poi già i dotti libri dell'Egresia sono stati scritti in lingua originale, che poteva essere aramaico. Ma gli egiziani pure, voi in Egitto ci viene scopto, non viene da scartare. Sant'Antonio Abbatte, via copto. E poi ci viene greco. S'ammelluppate, quando si narra, i nostri si greco ortodossi. Ortodosso oinaio, una certa cosa, ma sul rito via greco. Però di Santa Rega, dopo sai un vuoto che forse mi danno a censurare. Poi per il zingaro su Santa Rega è la protettrice dei spipiusi, lo scesi. Santa Rega è, devo tengo, finza meda immagini, una dei santas più effigiatas dei giovani grecos. Santa Rega è la patrona dei giovani, poi il zingaro dei spipiusi. Questa non è una cosa, è tradizione, però siccome a me mi piace se ci da faccia approfondire, e andando a cercare tante cose. Questa è una cosa che manca i 100 metri. Meda non se la ricorda, ma c'è molte cose che io non mi ricordo manco Deo. Poi sono 10 anni che non tocco per nulla, ma non ci pongo meda. Tanto su traballo dopo fatto Deo e sciù come ti dopo fatto. Posso il monastero di Santa Greca, e ha fatto un studio, E ha fatto studio, e ha fatto il suo studio che si andava a scoprire tutto, finché poi un certo notaio si narra di cognome Penna, Pennoinai Pinna, magari mia si narra Pinna, quindi idea per approfondire quindi sul discorso del suo notaio Penna. Poi da esso via di ottimi rapporti con tutta la corte di Spagna.
E quindi, quando vi hanno ottimi rapporti con la Corte di Spagna, c'è cadenia vantaggio. Ai monges de Santa Rega, gli siano donati possedimenti in 300. Non mi ricordo il nome della bidda esattamente, e gli siano donati in 300 e gli hanno scoperto che questo 8 fu già donato all'avvocato, al suo notaio Penna. E si è fatto sul re, ha tornato sotto ai suorasa, però l'avvocato Penna non deve più pagare il suo pegno, quindi su bacile d'oro non si deve più preso a regalare sul re. Gli ha dato un minuto di argento. Lui è girato a barzelletta, però se significava è questo, mi tocca da tornare a castigare certe cose. Dunque, sì che è una questione De Santa Rega, sì. Certo. Dimmi. Allora, Non il momento più importante, punti 3, no? In Sì. gennaio tenuto questa festa, Sì. sa nascita nel suo cielo, su Martiri, maggio, e poi tenuto Capodanno. Sì. Maggio, potevo sull'Ucraina, indulgenza plenaria, Sì, è una cosa unica, è un santuario, no? Però maggio è Capodanno, diventa importante proprio in relazione con il straballo. sapeste mai io vi ha collegato a Meda con la vita agraria. E questo è Capodanno pure. Poi c'è punti certo fuello in suo vocabolario italiano ma se mi volete pensare su una cosa, quando siamo impreciso, perché cosa con beneficio di inventario, come si dice in italiano, poi non è che mi ricordo cosa perfettamente, però c'è un vedo sardo che si narra zarega, assimile alla rega, no? Si esito in ai, quando ponenti fascinas dopo essere messato in una certa posizione. Quindi fia collegata a veste Santa Rega a sul mondo agrario. Noi io tento persone di grande importanza al settore e altri che di Santa Rega non hanno scritto, ma non hanno scritto medissimo. Per esempio, su nome Santa Rega non è diffundi un meda, manca decimo, Ci diventa santo, che diventa più diffundi. Per esempio Santa Giuliana, poeta decimo, fi apprendo estragaios. E Santa Giuliana è la santa protettrice dei estragaios. Che sai, questo è un capitolo di storia del decimo, curso del suo monastero e curso del Sacquedotto, dei suoi monti, che del decimo gli andava a fare una gemma. Siamo andati a studiare le tecniche costruttive dei romani dei acquedottos. Si andava a visitare, a studiare tutti i opus che vadiantissus. Opus reticolatum, opus cementicium, eccetera. Questo acquedotto passa da proprio in gomma. L'acquedotto passava a fianco della chiesa accanto al campanile. Non dove è questa specie di impasto di cemento, poco proseguinante. E proseguita poi su, aspetta, poi su Camposanto. Proseguire per su Camposanto, però quando tanto cattano su Camposanto, tanto tornavo a tuttare subito anche la saustare, quindi si riuscì a cattare, tornano a cattare molto buono. Il corso di Santa Rega fu bellissimo, io tengo pago fotografie, che alcune ce le tengo, è passata, passai in tre a Rius, a Riusessi, a Rio Goncias, a Riusessi e Fluminimanno. E poi passai in tutti, riuscesi tu viannai. Su monte tenia tre arcadas, però sicuramente è diversa questa tecnica costruttiva di monti, è fatta a schema ricco come si narra in gergo, cioè parte da zero, si solleva e torna da zero. L'acquedotto non fa da 9 a 10, l'acquedotto deve proseguire. La vai che questa tecnica che tiene in romano su questi acquedotti fu ancora inarrivabili. Osatro potei pensare
che quando s'acqua di Pietro Baia Castello, al Castellum Aquarium, dove veniva ricotta tutta quest'acqua, e poi trasportata fino all'altura del Castello. Castello è una città dove hanno avuto 7 colli, non donde 7, non donde muscetti. E ognuno di questi è importante, bisogna toccare a fare arrivare quest'acqua. E teniente, sul motore via un mano, via da cambasa, teniente a rodas, girando a rodas, e fate un burrico su Sannoria, carica l'acqua e scaricata, carica l'acqua e scaricata. E poi viene a distribuire in tutte queste città. Comunque, tornando a questo acquedotto, me da studioso, professore delle università, momento a Coroneo, tutto questo che anche ho studiato, questa storia del Sagrese, antinao, che ad asservire un'indagine archeologica seria, poi tengumi c'è da essere Allora, come cosa. iniziando su una cosa seria de vai, gli adessi, prima di tutto, de vai un'indagine bella per la cripta. La cripta tem un pavimento che non noso, Deo, ingegneri si bisogna da, ma l'uneranta coccio pesto. Ma scesi questo coccio pesto è tutto combinata. Fia di impermeabili e a suo proprio tempo trasudata. La paga è qualcosa che si pare di impossibile. È un apubio. Apubio sa di bida speziosa, una cisterna, dopo già 3.000 anni, su 2.500, chissà quando non perde una goccia di acqua. Quindi, da un po' di anno a me non c'è a me. Se ho usato l'esempio come è fatta questa cripta è stata finita sollevata, si nota che è stata sollevata. E a sutta, dovuto su stampus, probabilmente in Audeo, questa serviva per un certo tempo ai mongi per ricogliere l'acqua in maniera che sul monastero tenesse l'acqua. Siccome l'acquedotto passato a fianco della Sagresia, in Sando su Campanili non ci via. Sagresia finiva a un dessa d'un Besantarega, però in cui ha intro, voi politica, non politica, antiserrao dotto, e in cui hanno fatto male, da Sagresia si poteva tornare a sta cripta. Esibita ancora, domani ha fatto tutto su Biobiada. E i spredi pure che ancora hanno avuto un po' strano, ognuno da pensa da suo modo su, ma tanto è molto uguale. Scetti che poi manca cose che modificate prospetticas. E questo è il suo discorso. E poi tutto modificato tutto. Io non siamo manco di accordo un meda, devo un poi chi mi tiene cose mi dà nanta. Non siamo manco di accordo un meda con questo cambiamento che hanno fatto. Santarega in 2 anni ha votato a Bramma. Sabramma i suoi segnali del suo martirio. Ci l'ha fatto un uvrore, adesso un bell'oggetto. Adesso oggetto prezioso, dobbiamo lasciare un voi, dobbiamo posto in suo tesoro di Santarega, però sapranno a Santarega, Dio sappiamo, non abbiamo fatto buono in nessun'altra cosa. Devo cucinare questo pure, non siamo mai credenti, però per certe cose ci tengo veramente. E quindi tornando a Sagresia, a Savesta dopo fatto parte per 15 anni, fui segretario dell'associazione Santa Greca. Su presidente è sempre iscritto da quando noi abbiamo Deo, Giancarlo Mameli. Poi Giancarlo Mameli durava ancora un anno un plus. No, Deo abbiamo vinto la sera, stai sul nostro Deo fatto. Mulleri mia mi non lascia proprio cose. Anzi, lascia stai, Deo fatto sul nostro. Tu devi stare a Graziella, che ha fatto sobrere il figlio mio, Antonio. Gli è andato su Pistire a Santarega, Anna Augusto Graziella, non devi custodire, si gli ha donato un po', si mica si fidata. Non devi custodire, vince questa festa. Osatro de baby, manca a me dove io toccai. Mi ci boga poi di atteso, che dopo poi su Pistire a piccare su sopi. E t'hanno via? 90... 6, 7. O 97 o 98. Ah, quando hanno fatto su Pistire nuovo? 98. Ma devo andare a cercare sul libro, in Mui. 98, o 97 o 98. Nel 96 su Cristiano con... Oh, ma ricordo che a maggio
a maggio via molto babbo, sa via 98. Via 98. Sì, sanno, ma sanno Graziella Samuele de Salvatore, gli ha fatto impari un magliucento, ha fatto sabato, viene andato a cercare tutto i materiali, su via de oro che si sa sempre, non ci riesce a traballare. E via Graziella, che via di sobriera, poi Tonino fiaccoiao, via fidanzato, e non si usa che sa sposa, fidanzata, faccia la sua sobriera, si usa che non faccia sa mamma. E quindi diventano che deve fare Graziella, l'ha fatto 2 volte. Una fotografia è questa, diventa sparato su flash, è fatta Graziella. E comunque, via sanno che gli ha fatto Graziella, ma non mi ricordo il suo cognome, Samuele de Salvatore. Ed ha fatto il sabato, gli ha fatto Issa, poi da sabato che ha custodito Graziella, non vi ha custo, non vi ha ancora acabato. Sabato che ha custodito Graziella, vi ha custo con i froisi. C'è un abito di Santa Rega con i froisi, è bellissimo, è tutto ricamato. È meda bello. E Santa Rega ha attento meda dei vestiti. Sa stato quello particolari, e meglio sa dalla sai bestia, poi statano in ma se andai a sapere, in questo periodo forse più potuto sapere, dopo più sa stato di Sant'Antioco, che è una statua manna, però tutta non è nulla, è tutto in savacci e me in manos. Non è nessun'altra cosa, sa tre un catafalco di verro e i suoi vestiti. Su di Santa Rega si andai, se lo vedi, e quando da un po' da cambiata a Santa Rega di dirà la parrucca, poi gli vuole questa corona, e si narrava, no, sono bugirai tutti. Fiat un fatto di rispetto. Fiat un fatto di rispetto. Fiat un fatto di rispetto. Poi con questa corona da tornata a Serrai, poi questa corona è una bella storia, bella e legge a suo proprio tempo. Poi tanto diventa furata. Diventa furata, questo furto, fiat sette a vincere una cosa importante, poi da supredi, ci niente bocava pensando che avessi complice di questa cosa. Uno non si sciuna in nulla, poi deve essere pulito, però non ce l'ha fatta varare adesso. Ci mandava, mi pare, da Pirri, ma poteva sbagliare pure, mi pare che ci mandava a Pirri. E poi in via arrivava uno nuovo adesso. Ed iniziando questa storia è diventata un pochino più moderna. Pensa a quei sobrerisi, voi da prima si sobrerisi, fienta, già io uguali su ogni anno, fienta sempre sproppios. Tengo sul libro, da quando anche cambiavo cose, soprattutto da quando è venuto da un po' da, quanto pure, cambia da ogni anno, punto diventavo 5. Che cosa ti interessa? No, fatto Selenco. Fatto Selenco. Sì. Io tengo questo cartaceo. Cosa? Cavo Vincenzo. Hai ragione, già sempre sproprio. Cavo Vincenzo, l'ha fatto 4-5-8. Sì, ma Deo ha fatto articolo e Frizza Cruzzo, poi ha fatto un libricino, ma mi dante tutto sbagliato e mi hanno fatto finza spremugivo. Poi tanti navi, poi scrivi... È cambiata, vero? Ma non me da. Ci viene preso che viene scetti predisi. Scetti predisi? Sì. In tempo di guerra ci viene scetti con gli aus. E questa storia non è cruzza. Vieus. Allora, nel 39, Salvatore Melis, Francesco Mereo e Tullio Mureno. Su 40, Giuseppino Tilo, Lecca Emilio Celibe. Non se ne nominò perché... È strano, su 40 Celibe, è un pochino strano. Due ovviamente su 40. Abbiamo. Su 41 Pietro Mureno, Enrico Tidu e Raimondo Pisano. Ovviamente cambiando. Su 42 Nino Pisano, che è un altro. Chi fa frate di Raimondo? Può essere. No, di non devo. Barra Santonino.
su 43 Virgilio Schirru, Cesare Pisano, Paolo Piga, su 44 Ottorino Mocci, Antonino Pisano, Adriano Podda, su 45 Maurino Marras, Erminio Littera e Giovanni Truto, su 46 Luigi Mureno, Fedele Collu, Pinuccio Caria, su 47 Enrico Mereo, Michele Cadao, Pisao Antonino. Doniadanti Calincuno Dorrada. Fienta Tresi, sì, Doniadanti Calincuno Dorrada. Ma prima viene ancora di Brusu. Poi prima Susanza viene a vestire a Santarega, ad vestire sa famiglia Marocco. I altri non potevano ogni voce in capitolo, per nessun motivo. La bestiantissimo è arrivata in Cresia con sa santa, già è da bestiante in Cresia, in sacrestia, però i altri non potevano partecipare. Invece se dopo hanno cominciato a partecipare tutti i mulerisi e i mammasa dei sobrierisi. Questo è una cosa che i femmine tenevano, noi hanno cambiato leggermente questo muro. Però una tradizione, quando in antes deve essere finita, via ne podinai viva, per fare una traduzione più comprensibile. E poi da questa tradizione si affossa, non è più tradizione. Questa tradizione pure va curata. Non è che uno si inventa una tradizione, questa tradizione non la inventa nessuno. Se non è tradizione. Sì, io sono già detto. È innovazione. Se è stato più bella di Santarega, non è questa della festa di settembre, ma è l'altra vitica che c'è. È bella, questa è un esempio prodotto su ci punti vinza da sfadia sul Politecnico dello Stato, prima a Torino, poi la capitale via Torino, poi a Roma, e c'è questa fotografia di Santarega, questa che vi ho messo immaginetta antica, è di questa statua. Questa statua di Santarega è in linna questa, è in linna. È una statua bellissima, a me mi piace meda, poi ognuno fa il suo libro felice. Però questa statua è l'altra devono cambiare i suoi vestiti. A Santarega in linna non li possono cambiare i suoi vestiti, sempre questa guarda. E poi l'altra è predisposta per la corona. Questa storia di questa corona poi, come femmina rendisi, si diventa furata, non è mai più sagattata. Su che si deve tornare a fare, via da mi pare Don Podda, però sul modello non fa tanto bello, tanti che stette finché si affondia e rifatta ancora un'altra volta. Sì. Sì, tengo fotografia pure. E scetti che non mi aspettavo, ma se oggi preparo sul materiale e ti nao là, se ho pronto, tengo tutte queste altre cose, e Sonia che mi sta salutando. Sul primo momento della festa Santarega, de Strangio. De Strangio, devo arrivare al 1051, in sei stati. Augusto mi pare. E la prima impressione via da Stettia. Piazza Santarega, non fia questa cioè, questa piazza questa selciata. Fia tutto insomma, questa parte di accanto a casa del Domo di Marrasa, fia tutto in selciato di verda. Ed io, quando abbiamo visto questa chiesa di Santarega, si spicciocchielli si fanno sempre meravigliati. La prima festa aveva stata a settembre, del suo proprio anno, però teniamo un po' finza troppo severo secondo me, poi scusa fu tanta seccia. E sicché devo andare a questa festa entrega e poi me la accompagniamo. Che non facciamo accompagnare non mi vogliono andare. Non facciamo un anno, teniamo 7 anni, però in questo periodo difficoltà di manna se non ci diventa, manco che mi ricordo di Dio. Tanti a me mi mandano a fare questa spesa, teniamo 3 anni, non a decimo però, a Sant'Adi, ma non è che perché Dio è un attivo di Sant'Adi, non è che ci fosse mezza differenza. Comunque, tornando a decimo, e noi siamo andati a vivere
in questa che mo è casa de sì, de Bonaria, non mi ricordo se nomini, e ci punti di gusto, e a Papa si dove punto tutte baracche de canna, e in cui macellanta, per via di ogni razza cosa, però c'è detto. Guida. Se non si va a pada scete procede. Allora, Subisci. Deo de subisci e de sanguida, devi ticco non mi da ricordo bene. Devi ticco. Ci pensare in uno. Sì, forse questo che a noi si meraviglia a me, finti baracca, se volete si niente, adesso mi prima a sghitarrai, a suonare la chitarra, quindi da a suonare, e viaggia in vesta. Questa cosa più bella che ti ricorda, sa? Dessa festa Santa Rega, quando ho fatto sobrieri, Che t'hanno preso? 2003. 2003. Quando ho fatto sobrieri, poi non via nulla, non ci via nulla di diverso. Ma Dio vi mandava anche Beniamino e diceva, no, mi dovrai fare i sobrieri. Non mi nausi. Poi improvvisamente mi disse reale. Angelo, dopo vai a sobrieri. Castiai, si dice che stai muta come ti sono vista. Se emozioni che mi ha fatto a me, questa cosa, non si doveva manco immaginare. Dopo nata Graziella, devo fare l'opera per Santa Greca. Lo devi rifare anche tu. Non mi ha nulla, ma chissà, fia troppo pregiata. Questa è la cosa più bella, però cosa bella se possa fare Santa Rega, ci sono stati a tanti. Dio in miracolo se non mi lo ricordo, però diventa tutto squadro in sacrestia, dei grazie a chi viene stati a fatta, e c'è sul libro di Don Podda, a uno dei punti, c'è metà del suo libro, che punti miracoli e basta. Dio non tengo nulla di dubitare per Don Podda, poi sia posto queste cose, o che qualcuno si è raccontato, o che si via esisso. Ecco, qui Don Podda è stato, podesimo, un bello predi. Non ha un grande predi, perché grande predi non riuscivo. Può darsi che sia stato grandi esatto puro, poi carità. Però Deo Don Podda mi dà ricordo, vince poi da Don Podda, via sanguigno, e con me che ancora c'è puro, poi da Deo puro se fai un mente isso, però fai rispettoso, non le rispondiamo. Cerchiamo di dove ragionare, tu stai zitto. E poi da Don Podda sei troppo accondiscendente, isso via prosu, più di me pure. Dunque, quante di questa esperienza di fare sobrieri? Chi ne punti sobrieri? Quando? Chi ne è sobrieri in generale? Sa figura dei sobrieri, in spagnolo, obriere, oinai, lavoratore. E funti gusto su chi depinta aiutai a sobrieri in questa festa religiosa. Quindi, a sinizio, anti vostri sobrieri, si vuoi che ancora tanti tentavo, vincere, di scassinare tutto, identificare questo potere di nai che questa popolazione donata può vedere vostra santa, e quindi antinau, ho cercato i carabinieri, sì, però, no, fia una cosa bella, a dove so verso un'armata in crisi a vostra festa Santa Rega, e si che vi nasce improvvisamente questa figura dei sobrieri. Obrieri, ripeto, che se vuoi è derivato dal spagnolo. Quando è stata la prima volta che non ti stai nominato su sobrieri? La prima volta esatta non mi da ricordo, poi devo posso fare scetti, un controllo con sul libro che ha fatto Don Podda. Dopo mandare questo elenco su 1909. Devo di prima se non mi da ricordo, poi devo pure poi se andavo a dire certe cose, però mi pare per conce, non per me, no, perché mi ha fatto. Dopo 20 minuti mi antinavo, hai finito di lavorare, di fare le ricerche? In 20 minuti non si fanno le ricerche. Non ti navo che ne via, cerca di immaginare che ne via, e praticamente cesti in decimo e Don Andrea Dudeppi di Sci, un regolamento del vescovo Berchialla,
Berchialla, che ha fatto prima da domagia, poi da domagia ha fatto per filo e per segno poi 10 mesi, mentre Berchialla ha fatto un pochetto bruso in maniera, per preservare la vede vostra santa. Poi i domagesi vi hanno impegnato me a disfare portare il mio, poi accanto pare che qualcuno si imbriagata, a me manti quantava certa cosa, però piga ida con beneficio di inventario, che quando viene imbriaco qualcuno fa di questa predica. Capai, sono mantenato sinao. Quindi tra di loro, Dio mi ricordo una cosa scetti, e mi ho fatto sobrieri, non con me, poi figlio mio, anziché fare sobrieri si andava anche a Savivella, no? Mi hanno molto i zanzaras, su moschito, mi hanno molto, poi mi hanno fatto dormire accanto a un dico niente a Freus. Di fronte a santa sì, ti reso conto. Insomma, sobrieri è uno che nominato può aiutare. Aiutare, sì, può aiutare su reti. Quanto funti questo sobrieri? I numeri sono funti mai stati uguali, a sinistra diventa 3, E non 5. noi funti 5, però funti passati vinci a 4, funti tornato vinci a 2, e un periodo vinti 7 preti, o perlomeno le via 2 preti. Prima si viene nominato, su sindaco pure ti poteva nominare uno, dei obrieri, e noi lo si nomina tutti su preti, si vanno di accordo naturalmente, già sempre, muscio veranta tutte le famiglie diverse, poi prima non scelti viene sempre sproprio, ma viene sempre della propria famiglia. Per esempio, senza mali, il Pisano lo avete passato tutto, come c'è di Sionino, Raimondo, Rocco, tutto, in area Pisano e sobrieri d'anti fatto tutto. E mi ha meravigliato che Beniamino abbia posto, si spiega voi, ma meravigliato, abbia posto obrieri e Fisinogaria. Fisinogaria, quando dopo fatto via da anziano. Commenti, questo conosceva tutti, però non diventa mai posto obrieri. Da posto Beniamino obrieri, a questo non si può, via d'anziano, non si è dato, non mi ricordo, ma via d'anziano e Fisino. E niente, nulla. Fui l'unico anziano di questa situazione, poi sopra un anno veniamo Deo, esatto, fino a tutto piccioccheddo. Però vi è una cosa bella, poi ti aiutiamo. Quando io ho fatto, abbiamo fatto sobrieri Deo, vi venivano altri obrieri e mi hanno posso andare a ascoltare questo complesso? Ma no, vai, a Deo, non ti preoccupi. Ma poi te che oi andai? Anna, poi ti do io su batterista che mi piace troppo. Poi ti gusto sono questa batteria. Questa è una delle cose che a me mi ricordo un pregei. Poi ti accontentavo, ma non devo, è Santa Rega che va via tutto. Dio si accontentava e andavo, si ascoltava il suo concerto. Dio si parlava anche in cui dovevamo parlare. E poi mi vince a dormire. Quindi. Ma come funziona? Quando funti nominato? Allora, la nomina dei sobrieri in Mui è su Domingo de Pasca. Ufficialmente sobrieri in area dei nomi. Vi è succeduto a me pure 10, devo approvato su 2013, poi sul 2004 vi è su centenario, in questa cosa pure c'è un favoritismo, non è una bugia, questa non è una bugia. Beniamino ha già pensato che non so con no. A me mi ha posto sanno prima, ci cittadinao. Oh Carlo, a me è importante che mi ha fatto fare sobrieri, poi ci teniamo troppo. Creo, non riuscivo esatto, forse esatto pure, ma che ciappa da dentro come te me e come te Graziella, credo che c'è dissenza stato pacos adesso. Devono essere né 10 mezzo, né bando me da cresia. Non voglio entrare in tasinata di nessuno, se vuoi a fare sobrieri è un onore per chiunque ti faccia, soprattutto se ci credi. E se non ci credi, forse dopo
ci crei paguato di più, ecco. 98. E in cui noi donammo, stanno prima di figlio mio per questa propria cosa, un arrogo di candela, a tutti, un'immaginetta, e si viene niente offerta. E l'offerta fianta finza buona. Non si guadagna nulla a fare i sobrieri, eh? E i sobrieri che dubiti e sapete dati. A me mi donava una certa cifra, non fia a me. E mi femmo comprare un orologio. Solo l'orologio si è guastato, ma in domo c'è ancora. In domo c'è ancora, questo non si muove da noi. Io posso muovere certe idee, sa di che mi ci accompagna ai soppinelli, sono una mamma. Solo, e comunque è bella, non importa, vinse quando si vemos a cattavo su rangio finali, a volte se si va in domo, da un po' tu fai in domo, si arriva in netta, si va a preparare su rangio, si arriva tutto, familiari sì no, ma i sobrieri sì, mi la ricordo, mi devo contare, figlio mio, i sobrieri sì, babbo, in narata, tutto su via in cui andiamo in netta, no, stai tranquillo che è in netta, da un po', tu vuoi a posto. Sono tutte battute, però tenti su significato cosa non so, ecco. A me, no, noi abbiamo fatto in un ristorante, sapere dati, poi abbiamo partecipato a tutte le famiglie, e quindi sa gente non fia pago, la famiglia viene al villo puro, vabbè, Giorgia e Toni non fianta benius, Mario non ci vede ancora Ghezzi, poi sarebbe sicuro. Ma tornando Ai sobrieri, sì. No, dimmi. a Savesta. Nada a me. Scaresci di domandare una cosa, ma quando era arrivato Fustè, su 51, 52, via Promanna, Savesta Capodanni o Savesta de Maio? No, Savesta Capodanni. Già è Savesta Sì, Capodanni? sì, però Savesta Maio teneva ancora importanza, poi mi ricordo che arrivanta, questo de Capesuso, qui spittaioso, con struddas, eccetera, insomma, con tutto su utensilleria potrà ballare, su trigo, savarra, pomessai, e tutte queste cose si arrivanta, però via già i capendi. Poi te scendi via in Castello, una meta manna, in su grammo, Piazza del Carmine, fia, dove via o a Vesta, tipo su grammo, meravigliosa. Poi ogni abita tenia queste cose, primus, scavesu sesu, su Santa, a quadro, Dio mi ricordo, tenemo 2 o 3 anni se vivemmo ancora instantati. 3 anni sono arrivato, perché 2 forse furono troppo pagos, mentre non migranti, comunque adesso mi ricordo. E passanta, vestito tutto di velluto, con su guardo, con sannucci, sa castangia, e vendente questa cosa, in budos, donde mio in buda castangia, sa castangia, fia di qualità pessima, ma gustosa, poi po' da stordi, pondi da bogai, del suo guscio, toccata a fare un traballo che non finiva più, però dopo che stava fatto il traballo via buona, ma un gusto, sapore, drucci. Adesso, mo è cambiato credo, e non è prosaici, la qualità è migliore, ma iniziando fia da ici, da benita crua poi, no, su ciocchetti, si deve fare crua, cosa deve fare indigestione, magari indigestione, una passata, una corsa, e fiesta già sanavo. Troppo buono. Dunque, se vuoi dire che questa festa del Maio ha perso importanza, poi ti cresce troppo questa da Capodanno. Appostisi da magia che ha fatto l'incoronazione. No, allora, iniziando su, ognuno deve sapere cosa sua. Io non ti posso dire queste cose per testimonianza personali, però ti posso dire che questa festa dei Capodanni è diminuita, poi questa tecnica, questa tecnologia si è modificata. I strabuzzi dell'inna non lo sa più nessuno, sono tanti strabuzzi di ferro. Poi movimentare su trigo, poi canto secondo me l'inna via meglio, si movimentare con la papia. Zio mio,
quando Deo teniamo 4 anni, quindi in 48, su trigo dopo niente in suo piano superiore. Su piano superiore che già sempre tenia il pavimento in linna. Ci aveva il suo classico stampo con il suo tappo al tigo, per noi è una barzelletta, e ogni tanto andare a girare su trigo. Deo è ignorante, non scemo che si gira su trigo. Si gira tutto. I granaglia o roba del genere, poi si forma il gas in mezzo e se non di bocas c'è un rischio grosso, poi finché si esplode, si forma un moto che si è formato questo gas. E quindi ogni tanto, se un mio scende, poi sta su trigo, serviva per tutto l'anno. Serviva per tutto. Su bagno fa niente un domo, casta Deo, tengo a ricordo del suo bagno fatto un domo, come sia mia, sia Erminia trattata, su frammento, senza malli. Meglio dei commenti su preti tratta di sostiesa. Ti do posso a gusto di donare con sincerità, senza cattiveria. Tu devi stare, secondo me, fa niente, vince si spregheras. Fia tutto bianco, quando di poniente suscetti, ci poniente in pizzo sarrovo di frammento, più torranta a ponne suscetti, più serranta e poi uscita guaia che ne toccata. Cosa c'è da dopo un gusto, fa niente su frammento, poss'altro. Poi di niente la tecnica, questo con la festa Santa Rega c'entra pago, ma forse non va niente in noi pure, Deo, in noi queste cose non le sappiamo con notas. Quando va niente su bagno, su forno, su bagno è una cosa più difficile, è una cosa difficilissima di cose su bagno, meta se non riusciti di donare Deo. E cioè meta temperatura, poco su bagno. Poi a pago su forno si raffredda, si sfrida. E prima che si sfridi, doi godianta tutto sui godi a coi. Scisi via l'ultima cosa che poniente, quando viaggia il vrido su forro, i bianchini, certo. le meringhe. Le meringhe perché dovevano essere. Comunque, se ne rese bisogno di altra cosa, mi donerai se pochettino prima, Deo, stiamo tornando a cominciare a scegliere questa disi, a fare questo traballo, e stiamo andando in Micicais appunto, stiamo tornando a fare traballo io pochettino sul computer. Che di peso uno pensiero, dai, uno pensiero, dai, Santa Rega, o uno che non date mai via, come ti do peso? Uno che non ha mai visto Santa Rega, dopo un anno una cosa, hanno fatto di mi essere risposto proprio precisamente. E poi mi diventa difficile da rispondere. E ti spiego poi, ma questa è una cosa personale. Si devo dire, finché se naia, su quindi, o a chi non vede, non mi dipota nulla. Quando facciamo su segretario Deo, tocca ad andare famiglia per famiglia a domandare su vago di che si può donare. Si possono andare, c'è gente che fa il sacrificio, io voglio di dinari allogata per donare, poi vai a festa Santa Rega. E poi è cambiato, molto comune interviene per certe cose, però per certe cose, questo è parere personale, è intervenuto troppo pesantemente. La festa di Santa Rega non è un festival come in altri americani. La festa di Santa Rega è una cosa che riguarda la vede della popolazione. Non importa a cercare questo cantante, quest'altro cantante. Noi se cerchiamo un cantante che ballessi, dobbiamo traballare tutto l'anno, ma un gruppo di persone che traballessi veramente tutto l'anno. E noi, dopo la cantare, e sciù che spende in me pure, quanto spende a non riuscito, però adesso che devo essere anziano, ma non mi pare che ci sia meta successo in questa cosa. A me. Tu in Alcanoiaici. Ma te di nauca della regione. Ti tappunava questo è un modo di dire cose che menti da Deo. Insando su scopo e su progetto, io adesso devo ottenere dell'UNESCO sul riconoscimento del bene immateriale della festa. Di questa cosa ti torno a questionare un'altra di. No, giusto 20 secondi su. Che una cosa può contare Santa Rega uno che non è 10 mesi e non uscì di nulla. Insando su devo dinare su che appunavo a genero mio e non so sardo come desideri, con suocero cosa mia.
quando ben te noi punti sempre entusiasti, se dispiace tutto. Invece siamo cattati preti di questa zona del nord Italia, non ti piaceva questa festa di Santa Rega, poi secondo isso via antigenica, eccetera, secondo isso. Invece sì, a genero mio, e a consorzio cosa mia, dispiace questa festa, proprio per tutta questa mistura di gente che c'è, sul fatto che arrustano sanguiglia e savezza anante d'otto, pronta, sempre pronta per tutto, si arrustano su visci, i druccisi, su turroni, ti lo cantanti. Questa è una delle cose che ti fai pensare che questa festa è ancora, come in italiani, in auge. Questa è una festa mega importante questa. Secondo me, non ti ha sapruso, ma per mesi del suo campidano è sapruso importante. E molti meda si pensano che sia la festa di Sant'Efisi. Dio non lo vuole nulla della festa di Sant'Efisi. La festa di Sant'Efisi è un'altra cosa. È una passerella di questo mostardo, è bellissima, eh? Non so questione di animali, ma non facciamo questione di animali manco prima. La festa di Santa Rega è diversa. Ci ha anticipato di limità di tutto. Hanno cominciato prima a Serrenti con Santa Vita, poi a Videsorsi con durante la Santa Vita, e altri hanno cominciato a imitare la festa di Santa Rega in tutte le zone ci vedo a festa in suo periodo, che non fa a settembre e via ad ottobre. Poi hanno cercato tutti di imitare la festa di Santa Rega, poi questa festa di Santa Rega fia sa gente che dava dieta. Fia sa gente, non sa gente che veniva da vendi. Ci vienta, pensava Paco Carlo, ci vienta in decimo, in questo periodo, quando abbiamo giocato Deo, 3 circos equestri, 3 in Piazza Santa Rega pittica come te. Fianta preso, voi cominciate a traballare dei 8 di mangiare fino a mezzanotte e fianta tutto sempre preso. Uno che ha imparato a fare su come quello, ha fatto bene, a parte fuori un maso, ma anche fuori un maso che sono andato, è Benito Urco. Benito Urco ha imparato in decimo. Benito Urco si dà ricorda la festa di Santa Rega, e si ricorda, veniva con il suo circo, fino al suo primo che va su twist, fai 6 anni su questo twist, e pensando che ha cominciato a scrivere le canzoni di sconzi, eccetera, eccetera. Benito si fa dieta, l'ha cantato Benito, fa dieta su cowboy, con il laccio, il lazzo. Guarda, è terribile Benito per queste cose. Oppure questo che è andante, noi via fino il muro della morte. Fia da un arroglio di Davasa, a una motocicletta girata, c'è questa forza centrifuga, ti lascia per forza in mese aria, se non fai tu in quadontesa, che non candicava la marolla. E quindi ha tanto di gusto, questa cosa, questo spettacolo, che dura 10-20 minuti, ne ripetiente minimo in 2 ore 3 volte. Pensava qua con lui, quanto gente ci vede, poi questa gente non lo vede, non lo fa niente questo spettacolo. Paganta, quando arrivanta, c'è un mese che arrivanta dei santati, sì, a mesa no, tranquilla, si sono andata a domo, anche mamma, quindi, ma i maschicelli sono bessi, quando tornata, si vede io tutto spettacolo che non tresi, andavi tutto su spettacolo dei dotti circo che ci vienta. Là non è un barzelletta che mi ha detto, queste cose si arrivano a pago a pago, tutto molto non ti arrivano, ti servi a ricordo, ti servi che su cervello traballi e si ricorda di queste cose. E quando veniente, poi visto, sa veste Santa Rega, fia sul lungo sa veste Santa Rega dei sulcitani, poi ti medasa, veniente a pe, Carlo. Medasa veniente a pe, sa veste dei sulluisi, non è dei 10 mesi come in Tinanta, ma è dei sulcitani, arrivando a gusto de voras. Su domingo, fia sa veste scassadiaius,